Avvolta dalla rigogliosa vegetazione di un incantevole parco in stile francese, Villa Paganigaggia sorge maestosa sulla sommità di un colle, lambito dalle acque del Piave, proprio al confine tra Sedico e Belluno. Edificata nel Seicento e arricchita nel corso dei secoli, oggi la villa si mostra in tutta la sua elegante magnificenza, perfetto equilibrio tra arte e natura. Il corpo principale si distingue per la sua facciata decorata con 2 eleganti trifore che sovrastano l'ingresso, mentre un'ala laterale collega armoniosamente la villa alla cappella, posta all'estremità di un lungo porticato. Il giardino, che si estende per ben 80 ettari, porta la firma dell'architetto francese Poitot-Leterrier. Ispirato dai maestosi parchi di Versailles e Fontainebleau, ha saputo ricreare attorno alla villa un'atmosfera di rara bellezza. Laghetti, viali alberati, gallerie di verde, labirinti di siepi, statue imponenti e alberi secolari regalano un'esperienza visiva che rapisce i sensi. Il parco è impreziosito da fontane, giochi d'acqua, un teatro all'aperto e suggestive grotte artificiali, creando una sequenza di scenografie sorprendenti, pensate per incantare e divertire. Anche gli interni della villa, rimasti pressoché intatti, custodiscono tesori artistici di grande valore, rendendo Villa Gaggia un luogo di fascino e raffinatezza. Questa dimora esclusiva ha spesso ospitato eventi storici e soggiorni d'élite. Uno dei più celebri è l'incontro del 19 luglio 1943 tra Hitler e Mussolini, passato alla storia come il famoso incontro di Feltre. In quell'occasione i 2 dittatori sfuggirono per un soffio a un attentato, un episodio che avrebbe potuto segnare il destino dell'Europa, consegnando Villa Gaggia alle pagine della storia come il luogo dove tutto cambiò.